a sostegno di Mauro Armelao, candidato di tutta la coalizione del centrodestra. Ringrazio anche i cittadini che sono venuti qua nonostante l'orario e anche il caldo a sostenere Mauro e ad ascoltare il nostro presidente. E ringrazio anche in particolar modo Alberto Stefani, coordinatore regionale della Lega, la Elisa De Berti, vicepresidente della regione, e tutti i consiglieri regionali, da Marco Dolfin che gioca in casa a Fabiano Barbisan, la Roberta Vianello, Gabriele Micheletto, i parlamentari, la Chetti Pogliani, la Giorgia Andreuzza, la Rosanna, ho visto Fabiano Barbisani, insomma tutti i nostri esponenti che oggi sono venuti qua a sostenere, ma che ci danno il senso che qua a Chioggia c'è volontà di fare squadra tra di noi, di avere anche a Chioggia, che è la città più importante del Veneto, che va al voto quest'anno in questa tornata, avere tutta, come si dice, la filiera dalla regione, dal Parlamento, dal Parlamento europeo a sostegno di Mauro e dell'attività amministrativa che Mauro si dovrà trovare a fare. Io non mi dilungo in altri discorsi, tanto ci siamo già visti e sentiti e ci vedremo anche venerdì per la chiusura della campagna elettorale. Lascerei la parola a Mauro per 2 parole veloci e dopo naturalmente il nostro presidente Zaia. Grazie. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Ciao Chioggia, ovviamente approfitto per salutarvi, vi ho incontrato, vi sto incontrando anche in questi giorni. C'è tutta la volontà di far ripartire, di far ritornare ad essere protagonista questa splendida città che è la seconda città della nostra provincia, la sesta del Veneto, e mi onoro di avere il presidente Luca Zaia, che tutti amiamo veramente dal profondo del cuore, Elisa De Berti, vicepresidente della regione del Veneto. Io ringrazio tutti, non vi voglio annoiare con parlare del programma, insomma, perché mi state ascoltando nelle varie dirette Facebook, nei vari video che stiamo facendo, post, quindi se qualcuno è curioso di vedere il nostro programma ho il mio sito internet Mauro Armelao Sindaco, quindi avrete modo di approfondirlo anche lì e lo approfondiremo anche nei prossimi giorni. Niente, l'ho detto e lo ripeto a tutto il mondo degli imprenditori, quindi il mondo turistico, la pesca, gli artigiani, i commercianti. Noi saremo la nuova amministrazione, un'amministrazione amica e non nemica, come è stato in questi 5 anni di abbandono totale della città. Ci stiamo rendendo conto che in particolar modo le frazioni sono state abbandonate, frazioni che sono importantissime per la nostra città. Lì c'è proprio anche il mondo dell'agricoltura, imprenditori molto importanti che operano in questo territorio, che hanno tantissimi dipendenti comunali, quindi noi non saremo mai nemici dell'imprenditore, dell'artigiano, del commerciante, del cittadino, ma che comunque vogliono investire nel territorio e che possano creare nuova occupazione con aumento della qualità dei servizi. Mi rivolgo ovviamente agli alberghi e ai tantissimi ristoranti e stabilimenti balneari. Ho detto, non vi voglio annoiare, credo che sia un'occasione, importante di avere il nostro presidente, che ringrazio appunto per il suo sostegno che ci sta dando in questa campagna elettorale, che ci dovrà dare anche dopo, quando saremo chiamati ad amministrare questa città. Noi non utilizzeremo mai il termine quando andremo al potere. Il termine andremo al potere lo lasciamo alla sinistra. Noi andremo ad amministrare la città di Chioggia, a governare la nostra città, e avremo bisogno sicuramente dalla regione del Veneto, e questa è l'importanza di votare non solo me, ma votare il centrodestra unito, che in questa competizione elettorale sarà tutto unito, è tutto unito. Quindi ripeto, la regione, il collegamento con la regione del Veneto sarà sicuramente fondamentale e strategico per far ripartire la nostra città, affinché Chioggia possa tornare ad essere protagonista come negli anni 70. Questo è l'impegno che mi prendo come sindaco. Non sono qui a promettere nulla, sono qui a promettere solo il massimo impegno, perché da sindacalista della Polizia di Stato dovrò essere il vostro sindacalista, il sindacalista di tutte le associazioni di categoria, di tutti i cittadini, di tutte le associazioni di volontariato, perché avremo un compito importante in queste città, che è quella di individuare una figura professionale che si chiama Disability Manager. La nostra missione sarà quella in particolare di aiutare non solo i giovani, ma di aiutare le famiglie in difficoltà e il mondo della fragilità, quindi i disabili. Ecco, questo avremo sicuramente una sensibilità unica, siamo l'unica
coalizione, diciamo, che si presenta alle elezioni, che ha pensato a questo importante mondo che deve essere rispettato, salvaguardato e difeso da quello che è ovviamente la vita di tutti i giorni. Lascio subito la parola al nostro grande governatore Luca Zaia, che porta i saluti di tutto il mondo, di tutte le categorie che sono qui presenti. Ovviamente non riesco a citarli tutti, ma qui ringrazio ovviamente i giornalisti che vendono il nostro prodotto, il prodotto che ovviamente stiamo sfornando in questi giorni di campagna elettorale. Massimo rispetto per il lavoro di tutti, saremo sempre e finiremo la campagna elettorale sempre con l'educazione e il rispetto anche nei confronti di tutti gli avversari politici. Grazie Luca, a te la parola. Grazie. No, se aveva un po' di più. Ah, forse questo? Prova. Prova. Visto che a domandare a volte si indovina. Bene, intanto finalmente uno che parla da sindaco, fa che un applauso. No. Allora, io penso che l'ospite d'onore sia assolutamente Mauro e penso che Mauro debba essere orgoglioso, ma lo dice, lo si capisce, perché a quest'ora, in questa giornata, a trovare tutta sta gente, ve lo dice uno che insomma ne vede a riunioni, incontri elettorali, non è una cosa usuale, per cui penso che se Buongiorno si vede dal mattino, qua che sarà bel sole, speriamo bene. Quindi bravi voi a essere qui oggi e grazie. Poi sapete, queste assemblee qui, io lo dico spesso, no? Non è che vado in giro per i comuni a parlare male di quelli che c'erano, di quelli che... Cioè, non ha nessun senso. Penso invece che noi dobbiamo approfittare di incontrare queste assemblee come questa oggi autorevole e pensare di dar modo a tutti di conoscere il nostro candidato, di conoscere i nostri programmi, ma soprattutto di farsi un'idea. Pensate, se ci pensate bene, no? Qui in questo gruppo di persone c'è la stragrande maggioranza che fondamentalmente ha deciso di votare Mauro, di sostenere la nostra sfida. Poi ce n'è un gruppetto di persone qui tra voi che è venuto a farsi un'idea, magari mosso dalla curiosità, mosso dal fatto di dire oggi che c'è anche il Presidente della Regione, abbiamo sentito che Monaca dice questo, e poi c'è un piccolo sparuto gruppo, sono 2 o 3 di solito, che vengono a curiosare. A loro diciamo che possono già andare a dire che era strapieno qui oggi, quindi tranquillizzate dalle altre parti. Detto questo, a parte le battute, io quando Mauro mi ha detto fare la foto, a parte questo, ma di partecipare a Chioggia, ho detto sì, volentieri, dato Chioggia non è un fanalino di coda di questa regione e di questa provincia. Se osservate, noi tendiamo sempre a dire no, la seconda città della provincia è la città più grande che va al voto. Sembra quasi una ricerca di giustificazione che un po' abbiamo, ma Chioggia è un punto di riferimento identitario, produttivo. Lo siamo qui e ringraziamo, un applauso per l'ospitalità. Eccolo qua, grazie. Eravamo assieme prima a Santa Maria di Sala all'Affantic e grazie per l'ospitalità. È una dimensione, fra l'altro, produttiva non irrilevante su molti fronti, ma quelli diciamo che mi sento di ricordare, questo che è quello di sottomarina, quindi quello turistico, e poi ovviamente la marineria. Io ne posso parlare perché sono stato ministro, penso di aver fatto il mio dovere quando ero ministro per questa marineria. Penso che queste siano solo alcune delle sfide. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma alla fin fine che senso ha scegliere Mauro e la sua squadra? Intanto che forse se c'è un candidato nuovo qui e se c'è una proposta nuova e c'è una novità ce l'abbiamo noi, che è Mauro, questo poco ma sicuro. Dall'altro sicuramente io penso che noi siamo gli amministratori di tutti, no? Cioè, è impensabile pensare che Mauro il giorno dopo che sarà sindaco comincerà a dividere i cittadini di Chioggia tra chi lo ha votato e chi non lo ha votato. Sarà il sindaco di tutti. Anch'io sono governatore di tutti, ci mancherebbe. Non è che metto una croce solo a Chioggia. Però è pur vero una cosa, che è più facile governare con un sindaco che ti è amico, che non passa le giornate a far polemiche per portare a casa niente, piuttosto che con qualcuno che invece, capite, cioè il suo obiettivo non è solo quello di amministrare, ma anche quello di rompere le balle alle altre amministrazioni. Non sto parlando di una persona nello specifico. So che avremo un buon rapporto, c'è tanto da fare, perché oggi ho chiesto anche a Elisa De Berti, la vicepresidente della regione, di essere qui. Fra l'altro ci sono anche dei consiglieri che vorrei invitare qui, ho visto il consigliere del posto è Marco Dolfin, se vieni qua intanto ti vede anche ogni tanto, no?
Poi c'è Roberta Vianello, una veneziana, Barbisan Fabiano e Micheletto Gabriele. No, così li vedete, se dopo non importa schifo, perché ho già capito chi è il responsabile. Dov'è Micheletto? Barbisan. Eccoli qua, dai, fatevi vedere. Dove sei? Oh, boh. Dopo si lamenta perché non c'ha voti. Ecco, dicevo, quindi, perché ci ho tenuto a presentarvi anche i consiglieri? Perché poi questa è la nostra squadra sul territorio, quindi Mauro sarà affiancato non solo dal Presidente della Regione, non solo ovviamente da tutta la squadra, ma anche da coloro che sono poi i consiglieri sul territorio. Qui c'è una sfida che è quella della viabilità. Ho voluto che ci fosse, vi dicevo prima, la vicepresidente De Berti, perché per noi la viabilità è sicuramente strategica. Dei 223 milioni di euro destinati alle 55, e quindi voi sapete che abbiamo un tratto veneto di 71 chilometri, su questo correggimi se dico se errori, abbiamo investimenti fatti in corso per 61 milioni e mezzo di euro per i 17-16 chilometri che riguardano proprio questo territorio. Ma non è che ci fermiamo qua, insomma penso che la sfida della Romea sia una grande sfida, penso che insomma lo dice la storia di quello che abbiamo fatto fino ad ora, insomma di battaglie ne abbiamo fatte. Penso anche che questa industria, ve lo dicevo prima, del turismo non sarà irrilevante per Mauro quando sarà sindaco. Pensate che la prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato. Abbiamo capito che comunque non è un'industria di serie B e soprattutto penso che la partita e l'eroismo anche di tanti operatori turistici di questi territori vada nella direzione che noi gli dobbiamo riconoscere di aver insistito, di avere ovviamente investito in anni nei quali magari non era facile. Stiamo venendo fuori da 20 mesi che sono di tragedia. Voi portate la mascherina, io non la sto portando, ve sto parlando, siamo all'aperto, tutti voi ce l'avete e dopo me la reindosserò quando parlerà due parole per Elisa. Però voglio dirvi che sono stati 20 mesi difficili, però è altrettanto vero che il sacrificio che un po' tutti abbiamo fatto oggi ci porta a dire che qualche risultato insomma lo si vede. Pensate che ieri avevamo 131 contagiati, noi eravamo abituati a giornate con 6.000, 7.000 contagiati. In ospedale abbiamo in questo momento meno di 300 persone. Stai a fare un giro per Chioggia? Essa grande che a Palma che avete trovato. Al sole metteva adesso, punizione. No, fate un applauso a tutti i miei consiglieri. Dicevo, abbiamo meno di 300 persone in ospedale, 57 delle quali sono in terapia intensiva. E ve lo dico perché l'80% di coloro che sono ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati. Quindi io non faccio né promozione dei vaccini, né sono contro i vaccini, ho l'obbligo però di dire come stanno le cose. E penso che se oggi siamo aperti lo dobbiamo all'81% dei veneti, con il massimo rispetto per chi non lo ha fatto il vaccino, ci mancherebbe. Però ho anche l'obbligo di dirvi che l'81% dei veneti ha fatto questa scelta e oggi ci permette di guardare al futuro pensando che stiamo uscendo da questo tunnel. Quindi serve un sindaco della rinascita, del nuovo rinascimento per Chioggia, per una comunità che ha bisogno anche di avere un sindaco vicino, di avere un sindaco che sposa le sfide e di avere anche la regione al suo fianco, che sicuramente non mancherà questa sfida. Poi io sono qua, se qualcuno ha qualcosa da chiedere sono qua, però vorrei passare la parola a Elisa De Berti, vi dà un aggiornamento sulla viabilità che le ho chiesto. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora sì, sappiamo che su Chioggia il tema della viabilità, o più che altro il tema dell'accessibilità a Chioggia, è molto sentito sia da un punto di vista ferroviario che da un punto di vista viario. Voi avete questa grande arteria che passa dal vostro territorio e le questioni a Chioggia sia sulla Romea sia su il potenziamento dell'Arzerone, che comunque era già stato in parte, che è una strada provinciale che era stato in parte già riqualificato, ma che dovrebbe essere completato, ed è una viabilità di competenza della provincia, però sicuramente per quanto riguarda la viabilità di accesso a Chioggia può essere un'ottima alternativa, e su questo siamo sempre stati d'accordo col territorio, ne abbiamo parlato più volte, però bisogna trovare le risorse per poter fare questi investimenti e bisogna ovviamente aprire un confronto con Roma. Con Marco, insomma Marco rappresenta il territorio, spesso e volentieri
ci confrontiamo. Io ho un'interlocuzione anche aperta con RFI, dove nel contratto di programma ci sono 200.000 euro già stanziati per poter fare uno studio di prefattibilità tecnica e economica sulla l'accessibilità ferroviaria, o meglio, io vi dico subito, non sono abituata ad occuparmi dei territori sui giornali o sui social network. Le polemiche che vengono fuori sui giornali, sui social network, per me restano sui giornali e sui social network. Io sono abituata a confrontarmi con gli amministratori, sedermi a tavolino, analizzare i problemi, cercare delle soluzioni. Ci sono soluzioni a breve termine, soluzioni a medio termine, soluzioni a lungo termine. Ci sono soprattutto nel campo infrastrutturale, nel campo dei trasporti, che non si può pensare che i problemi di Chioggia li risolviamo dall'oggi al domani, ma bisogna instaurare il percorso. Il percorso lo si instaura con la collaborazione istituzionale, quello che diceva prima Mauro, ma anche il Presidente. Avere un'amministrazione con cui ti confronti è assolutamente importante, perché se ti siedi al tavolo e definisci il percorso, forse a qualche risultato ci arriviamo. Se non riesci a confrontarti con l'amministrazione, ma l'amministrazione invece che cercare il confronto con la regione cerca lo scontro sui giornali, sappiate che l'Elisa De Berti, ne ho tanti di problemi in Veneto da risolvere. Cioè non è che se non ho il problema di Chioggia non so cosa fare dalla mattina alla sera, però se ho un'amministrazione con cui confrontarmi possiamo veramente segnare un percorso anche per Chioggia. C'è tutta la polemica della ferrovia della Rovigo-Chioggia. Non è tanto il problema della ferrovia sulla Rovigo-Chioggia, perché in fascia pendolare nessun treno verrà toccato, rimarranno. Però quello che è il problema è il collegamento di Chioggia verso Padova o verso Venezia, perché se io chiedo a voi quanti di voi si muovono verso Rovigo e quanti di voi si muovono verso Padova e verso Venezia, credo che al territorio di Chioggia interessi di più un'infrastruttura che vi porti velocemente verso queste due città. Allora c'è da fare sostanzialmente un ragionamento. Io ho chiesto a RFI, però lo faremo nel 2022, ma semplicemente perché giustamente RFI mi dice: Assessore, si fermi, perché riusciamo a gestire con il Veneto 2 protocolli d'intesa all'anno, perché poi i tavoli devono lavorare, perché altrimenti firmiamo protocolli d'intesa, poi li buttiamo nel cestino, non servono a niente. Io i protocolli d'intesa voglio che siano qualcosa di concreto. Nel 2022 firmeremo con RFI, questo lo farò a prescindere, ok? Firmeremo con RFI questo protocollo d'intesa, dove faremo uno studio sulla fattibilità di un collegamento verso Padova o comunque un miglioramento del collegamento ferroviario. Ci sono tante partite sul territorio, dobbiamo solo riuscire ad affrontarlo nel migliore dei modi e in modo costruttivo. Prima ho parlato con Mauro, giustamente lui mi ha detto: io non voglio fare promesse. Guardate che per un candidato sindaco la cosa più facile da fare in campagna elettorale è promettere l'impossibile. Voi vi trovate un candidato sindaco che vi promette impegno. Quando c'è l'impegno i risultati arrivano. Magari su 30 necessità non ne arriveranno 30, perché su 30 problemi non abbiamo la bacchetta magica che ve li risolviamo tutti. Però con impegno, determinazione e testa bassa, forse un bel po' di problemi iniziamo a toglierli dalla scrivania. Io ogni tanto gli dico al Presidente, io ho bisogno di togliere problemi dalla scrivania. Per togliere i problemi dalla scrivania vuol dire attuare le soluzioni e trovare le soluzioni, ma se io non ho l'amministrazione comunale non riesco a fare niente, perché io all'amministrazione comunale non mi sostituisco. Quindi voi avete una grande responsabilità: scegliere l'amministrazione comunale giusta, scegliere il sindaco giusto, affinché si inizi veramente un percorso serio anche per Chioggia. Grazie. Grazie Elisa. La sintesi è presto detta, no? Dateci un sindaco con il quale possiamo lavorare, punto. E che non ci faccia polemiche, perché questa è la grande preoccupazione su Chioggia, ve lo dico con certezza. Ultima cosa, le elezioni si vincono dopo lo spoglio elettorale, non prima. Quindi tutti i nostri sostenitori, continuate a lavorare, pancia a terra, fate proseliti, date una mano a Mauro e alla nostra squadra, e attendiamo di avere almeno una scheda in più del secondo piazzato per dire che abbiamo il sindaco. Quindi non diamola per scontata, ma lo dico semplicemente perché ho visto anche situazioni che erano scontate a tavolino, poi essere sorverchiate dal fatto che qualcuno magari si è adagiato un po' troppo sugli allori. Quindi continuate, ormai mancano pochi giorni, e vi ringrazio per tutto quello che fate. Grazie di cuore, grazie.
Bene, allora vi saluto. Grazie mille. Se qualcuno... Ah sì, un attimo, c'è l'associazione Prometeo che ci ospiterà al confronto tra candidati giovedì. L'assessore Calzavara. Poi c'è questo omaggio che è anche del mio fotografo personale della campagna elettorale, Alessandro Bosco Lagostini, che è foto di tutti i riflessi del nostro centro storico. Questa non è una foto diretta ai palazzi, ma è solo riflessi su acqua. Grazie a tutti. Adesso se qualcuno vuole rimanere qui un attimo,